Licenziato in tronco, o per essere più eleganti, revocategli l'incarico di assessore al turismo. Dopo la frase shock, Troia in Parlamento disposti a tutto, il governatore della Sicilia Rosario Crocetta ha revocato l'incarico a Franco Battiato, ma non solo, anche allo scienziato Antonio Zichichi, assessore alla cultura. Ma ripercorriamo insieme le tappe della vicenda Battiato. E farebbero qualunque cosa queste troie qui che si trovano in giro nel Parlamento. Ma è inaccettabile. Inaccettabile. Dovrebbero aprire un casino e farlo pubblico. Eccole le famose parole dell'assessore regionale Franco Battiato, e per le quali il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta ha inviato le scuse del suo governo per le affermazioni certamente non istituzionali ed offensive. Quando si sta nelle istituzioni, ha detto Crocetta, si rispettano e si rispetta la dignità delle istituzioni medesime, e nel caso di Battiato sicuramente si è andati ben oltre, si è violato il principio della sacralità delle stesse. Siamo orgogliosi di appartenere al popolo siciliano e di avere un Parlamento, prosegue Crocetta, l'espressione della sovranità del popolo e della partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Quando si offende il Parlamento si offende tutto il popolo italiano, e ciò non è consentito a nessun componente delle istituzioni. Mi dispiace veramente molto, sono addolorato. Il Parlamento in questo momento, continua il Presidente, è rappresentato da figure come Laura Boldrini e Piero Grasso, impegnati nel profondo per rinnovare il Paese. All'interno del Parlamento ci sono uomini e donne, conclude Crocetta, che cercano di trovare una soluzione in una fase drammatica della vita economica, politica e sociale. Dal canto suo Battiato non si sente assolutamente di chiedere scusa. Beh, ma io non mi posso scusare perché non è diretta alle donne, quindi se io non ho in mente questo indirizzo, perché mi devo scusare? Non esiste. Sulla vicenda interviene anche l'europarlamentare vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Salvatore Iacolino. È davvero singolare che l'assessore regionale al turismo Battiato approfitti del proscenio internazionale del Parlamento europeo per scagliarsi volgarmente travestito da turista contro la politica italiana, quando lo stesso in regione continua ad essere assente e ingiustificato, venendo meno ai doveri nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Piuttosto che insultare e demonizzare, in specie le donne presenti in Parlamento, l'assessore Battiato farebbe bene a spiegare i risultati della sua azione amministrativa, che sta creando in verità solo danno, disagio e imbarazzo internazionale. Parole di dissociazione anche dal deputato regionale Lillo Firetto. La presenza in giunta di Franco Battiato, ha detto, è imbarazzante, operativamente assente e fuori ruolo. L'assessore cantautore ci delizia unicamente con esternazioni naif.